Cari amici, buongiorno. Questa mattina non ho nessuna voglia di stare al chiuso da solo, ma pur rispettando il silenzio del press, desidero stare all'aperto, vicino ai figlioli. Seguitemi, ma non tanto lontano perché ho paura che si perda l'audio. Venga, cameraman, mi segua. Questo è un giorno, infatti c'è il sole, non è notte. Prima nota elementare di buonsenso. Io vorrei andare in mezzo a questi ragazzotti che stanno facendo la rifinitura del sabato mattina. Sembra, fonti ufficiali confermano che la rifinitura del sabato mattina è una cosa molto importante, quindi siamo tutti molto curiosi. Del resto tutti i sabato, mentre io faccio il silenzio del press, buongiorno principe, loro fanno questa famosissima rifinitura. Cosa dire? Questo è il calcio. E che cos'è il calcio? Si può vedere. Sono 20-22 persone che di solito in pantaloncini corti, ma adesso è la stagione invernale, fa freddo, corrono su un prato, che purtroppo prato non è più perché è un sintetico, l'odore dell'erba sta sparendo, ma rimangono però i giocatori e la palla, questo totem straordinario che è la più straordinaria forza mediatica dell'intero universo. Dici, come fai a dire universo? Che ne sai che anche su altri pianeti si gioca a pallone? Bene, prima di tutto bisogna rendersi conto se è reale che esistano altri pianeti. Se esistessero, ma io ne sono convintissimo, e non chiedetemi perché non saprei rispondere, sai, sono le convinzioni che hai dentro, su ogni terra c'è una palla. Che poi non sia la Terra ma qualche altra realtà non ha nessuna importanza. Caro Capere, me la sto invitando adesso a seguirmi, ma lei sta facendo una panoramica, perché se ne va di là? Ma chi gliel'ha detto che qui diventa oscuro? Bisogna sempre spiegare tutto ai cameraman. E la palla. Ecco qua, questo è il gioco del calcio, cari signori, cari bambini, care mamme, cari papà. Guardate che cos'è il calcio. Ma è davvero così importante? La cosa più importante del pianeta è questo. Ma ce la facciamo una domanda? Ma se la cosa più importante della Terra, dopo la guerra ovviamente, è questa, ma perché non è un gioco? Punto e basta? In questo momento, guardate, i ragazzi sono sereni. Lì c'è il meraviglioso De Cerchio che però ancora non ha trovato la quadratura del cerchio, tutti si augurano che la trovi il condizionale d'obbligo, o è il congiuntivo questo, che la trovi è il condizionale. Camera, ma cos'è il condizionale? Sì, mi dice che una volta tanto non ho fatto un errore di consecutio temporum. Signori, oggi non ho voglia proprio di dire niente di importante, ammettendo che io ci sia mai riuscito, però forse soltanto questa piccola riflessione insieme a questi amichetti che vanno, guardate, io adesso sono dietro gli schermi e stiamo seguendo che cosa fanno, capite cosa fanno? Guardate, dove sta? Mi sono perso il giocatore, quest'altro, questo è Rao, un 99, un bellissimo ragazzo, e qui abbiamo addirittura il mister, un uomo straordinario che vive nell'occulto perché non ama i riflettori, perché è un grande uomo. E questo lo possono testimoniare ogni foglia dei campi d'erba per la sua esperienza e la sua onestà intellettuale. Anche l'onestà intellettuale nel calcio non ha nessun significato, mi dicono, e invece per me no, l'onestà intellettuale è una cosa importante. Signori, io come al solito vi garantisco che domani è domenica e andiamo a giocare a Cassino, in quella meravigliosa collinona che svetta all'interno dell'Italia. Non so a quale altezza sia, speriamo di fare una buona partita, purtroppo abbiamo molti infortunati, tra cui anche l'esimio
Aznavour stavo dicendo, ma come si può dire? Come Matusalem, la Camera mi guarda e mi dice lei non capisce niente Presidente, e allora siccome io non posso sopportare un affronto del genere riappaio nello schermo e facciamo un salto dai portieri che è interessante, mi segua. Qui abbiamo il famosissimo autore della canzone di Battiato sul ponte Sventola Franca, bandiera franca, che è quello lì con delle forme insolite che si aggira. Ecco questo qui. Poi abbiamo un napoletano doc, Florio, e qui abbiamo addirittura un cavallo, infatti si chiama Cavalli, perché ha molte personalità all'interno, quindi il singolare non andava bene, e stiamo aspettando di scoprire se nitrisce, perché giustamente i cavalli nitriscono. Viva l'Italia, come sempre, mi metto al sole anche se ce n'è pochissimo, viva chi volete voi. Oggi lasciamo la libera scelta a chiunque di dire a chi voglia fare l'augurio. Questo è quanto, speriamo come al solito in una bella partita. E io sinceramente amerei anche qualche fiocco di neve, che in queste lande è una cosa così rara e seppur preziosa per la campagna e per la terra. Pazienza, perché lei se ne va sempre lì e mi mette all'ombra? Lei perché ha questa giravolta continua, caro cameraman? Non importa, noi perdoniamo anche questo e facciamo un saluto a tutti gli uomini di Monterosi, a tutta la Tuscia, a tutto il Lazio, a tutta l'Italia, a tutto il mondo. Facciamo un saluto anche alla Luna, povera stella che sta sempre sola lassù in alto, un saluto al sole anche se oggi non ha tanta voglia di farsi vedere, forse è un po' ombroso, giustamente, e un abbraccio caloroso a tutti, facciamo a lei rimanga là, io mi allontano come nei film d'autore che l'immagine si fa grande e il protagonista, che poi non sono io, sparisce, mi faccia sparire, vada verso il sole per favore, vada verso il sole.